segnaletica verticale che la segnaletica orizzontale. Dispenser di gel ovunque, negozi che segnalano il numero massimo di clienti che possono entrare, pulizie delle superfici e degli spazi comuni 3 volte al giorno. Ecco come funziona la giornata all'interno di un centro commerciale dopo lo scoppio della pandemia. Siamo andati a vedere come le grandi strutture di distribuzione si sono attrezzate per far fronte all'emergenza sanitaria in corso. Qui siamo al Piazza Grande di Piove di Sacco. Il numero dei clienti viene sorvegliato grazie a un contapersone. Lo spazio all'interno è di 19.500 metri quadri, quindi compresi i dipendenti ci possono essere al massimo 1.462 persone. È importante per impedire, non arrivare all'assembramento, verificare puntualmente e tempestivamente quante persone ci sono all'interno appunto dei centri commerciali. Questo sistema garantisce sicuramente un rispetto delle regole e poi insomma l'attenzione importante da parte degli operatori di vigilanza. Abbiamo visto come nei periodi di giugno, luglio e agosto, nonostante i centri commerciali fossero aperti e le attività di ristorazione fossero operanti, e come è calata la curva il numero dei contagi. Quindi davvero mi sento di dirvi che i centri commerciali sono un luogo sicuro dove fare shopping. Negli ultimi mesi l'investimento principale però è stato per garantire al massimo la salubrità dell'aria. Da 70.000 euro la spesa dedicata alla manutenzione e alla pulizia dei filtri degli impianti di reazione è passata a 110.000 euro. È proprio qui dentro, a questa centralina, che l'aria viene filtrata grazie a questi impianti puliti e sanificati una volta a settimana e non più una volta al mese. L'attenzione ai protocolli è massima, ci spiega il direttore Filippo Lazzarin, e chiudere ora significherebbe mettere in ginocchio l'area del Piovese. All'interno del centro commerciale, tra dipendenti dei negozi, addetti alla sicurezza e pulizie, ci sono più di 500 lavoratori. Minerebbe un settore importantissimo, quello del commercio, e molte serrande verrebbero davvero alla chiusura, e questo sarebbe spiacevole proprio perché è irragionevole. Bisogna dare attenzione sicuramente maggiore ai trasporti, ma al commercio, che sono linfa vitale, visto che i nostri visitatori, i nostri clienti, i nostri operatori e tutto lo staff si attiene a queste regole, al distanziamento, all'uso della mascherina, davvero non possono farci questo.